Bella raga, c'è tutto il commendone veneziano ragazzi, primo amichevole per Veneziano sulla panchina dell'Italia ragazzi, una soddisfazione devastante, siamo contro uno squadrone, perché siamo contro il Belgio di Lukaku, Mirallas, De Bruyne, Hazard, Witzel, Fellaini, Compagnie, Vertonghen e via via tutti gli altri. Gioco con Buffon, Criscito, Rugani, Chiellini, Darmian, De Rossi, Cataldi, Verratti, Marchisio, Escia, Immobile. In panchina ho messo loro e niente, andiamo e speriamo di fare una buona prima amichevole, un primo test per capire le capacità di veneziano con la nazionale italiana. Speriamo bene. Eccoci qua, a San Siro, quindi anche un bel debutto nella scala del calcio. E andiamo. Chiaramente le amichevoli non le farò dopo, perché insomma faccio la prima perché voglio far vedere un po' la squadra, però dopo insomma farò vedere solo le qualificazioni, ecco. Dai vecchio, dai. Attenzione a Witzel, va bene che viene nel Milan quel porco però. Dai che con centrocampista. Comunque stavo pensando ragazzi che avere. Cioè comunque è vero che faccio le convocazioni, però avere Rugani, Darmian, Catalli del Palermo nazionale è veramente una soddisfazione. Sono pronti a qualche cambio, come potete vedere che dà le sovraimpressioni invece. Qui ci sono i trofei del Cume. Eccoli qua, c'è anche la secondo posto in Supercoppa, e comunque ragazzi sempre una medaglietta d'argento accettabile. E abbiamo vinto 3 trofei ragazzi con il Palermo, abbiamo fatto un'impresa titanica proprio. Tanto possesso palla, ma pareggiare col Belgio, guarda, è già una soddisfazione perché siamo inferiori, c'è poco da fare. Se guardiamo le due rose, siamo inferiori al Belgio, c'è una roba spaventosa. Dai però, no, dai sveglia. Sveglia Beppe, sveglia. Ecco, buttala via bene, vai Chiello. Attenzione del Chiello per Ciro. Ciro ha fatto anche un buon aggancio però. Mamma che fallo. Pressando come un disperato, Fioi. Riesco a prendere palla. Mamma mia ragazzi, il centrocampo del Belgio è devastante. Lukaku. Il piccolo Loca. Oh, non riesco a toccare palla, Fioi, ma stiamo scherzando, dai però. Il frutto dell'Eden ne va a fanculo. Spero, buttami fuori, non mi interessa. Ammonito crescita che adesso deve anche uscire per. Adesso proviamo De Sciglio. Proviamo De Sciglio, Immobile e De Sciglio, scusate, Berardi e Candreva. Mamma mia che culo. Devo fare delle prove per capire chi merita di stare in nazionale e chi no. Balotelli non lo convoco neanche, guarda se neanche se arriva a 100. Esce, Paui. Vai Paui, per Candreva. Attenzione di testa! Non ci credo. Dai, ma il golletto al 90esimo, dai il colpo di culo. De Sciglio, per Catalli. Calcio d'angolo, ultima possibilità. Vai Verratti, l'uomo più alto del mondo. Vai Verra. Il Verra di testa fuori di niente, che sfiga. Oh. Vabbè, debutto con la nazionale 0-0 a San Siro, però contro un grandissimo Belgium. Purtroppo il Belgio è una bella Ragazzi, squadra. Belle e brutte notizie. La bella notizia è che è arrivato Tielemans, la brutta notizia è che si aggrega alla squadra a gennaio, quindi devo giocare con Caison, Emerson, Origoni per metà stagione. Vabbè, però Fioi ho due giocatori che non voglio svelare niente, però due giocatori che sono al momento senza squadra e uno dei due è veramente forte, infatti un culo clamoroso ed è proprio centrocampista, speriamo bene, speriamo solo che devo accumulare un po' di soldini, almeno 2 partite in casa ho bisogno. Vai, Palermo Sampdoria, abbiamo 4 punti in campionato, vediamo di continuare. Caison, adesso anche Caison si ritrova a titolare, pazzesco, che sfiga però. Dybala, Dybala, Dybalotto, Dybala! Mamma mia cosa stava combinando Diba, peccato. Peccato, il buon Diba ci stava regalando già l'Eurogol. Adesso faccio 3 partite a video chiaramente. Sarà una stagione bella lunga. Catalli. Dybala.
Dybala vede Schürrle benissimo. Vai Schürrle. Andres. Andres. Non ci credo. Che palle. Dai raga, dai. Catalli. Bella, ancora per Timo. Timo! È un assedio di Dybala. Non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. È pazzesco. È pazzesco. Dybala. Bravissimo Dybala. Bel recupero di Dybala. Vede Timo. Vai Timo. Timo! Mamma mia. Signori, Timo Werner 1-0. Eurogol del tedescone. Che gol di Timo, fioi. E che cazzo. Super Timo 1-0 Palermo. Dai che roba nostra, bravo Rulli. Kaison. Ragazzi, ci manca un centrocampista forte. Che palle però. No, e tu? Bravissimo lì con la difesa, fioi. Una difesa impenetrabile. Adesso vedi gol da Sampdoria. No, comunque una gran difesa, due centrali devastanti. Darmian. Schürrle. Vai Dybala. E Dybala se ne va. Il Dybala se ne va. Il Dybala lancia Timo. Vai Timo. Vai Timo. Peccato. Very good, come very good. La mela. Eric. Mettila in mezzo. Schürrle. L'incornata. È il primo gol di Schürrle. Finalmente. Andres. Schürrle. Grande Schürrle. E che cazzo, finalmente ci svegliamo. Facciamo un po' di cambi. Così vediamo chi parare. Ah, che buone. Alla Dybala quanto ha, cazzo. Schürrle. E mettiamo Ljajic. Mettiamo Vietto per Dybala. E qua mettiamo Vasquez, che però non è proprio un po', diciamo, trovato come ruolo, ma va bene. Schürrle fa farlo qua. Ah, dai, Tielemans arriva a gennaio, dobbiamo essere perfetti, Dobbiamo fare come l'anno scorso, secondi e girone d'andata e poi però non fallire il ritorno. Anche se poi ho vinto veramente una roba incredibile, Europa League, pazzesca. Ljajic, Nutellino, Nutellino, Nutellino. Nutellino per Timo. Ancora Nutellino. Fuchs. Vai Cataldi. Cataldi, uno dei più forti della squadra, comunque il Cat, Ljajic. Ljajic di testa. Sbaglia tutto, sbaglia tutto. Palermo 2, Sampdoria 0 comunque. Grandissimo calcio. Grandissimo calcio al Barbera. Vai Vietto, vediamo Lucianone. Credo molto in Lucianone. Attenzione tu. Ancora Glick sontuoso. Kaison. O Quaison, quella scelta. Timo. Timo sbaglia un po' stanco, Werner. Dai però, attenzione, errore di Fuchs. De Silvestri. Mamma la Sampdoria, golazzo. Bel gol della Sampdoria. Sì. Qua ho dormito io. 2-1, dobbiamo stare attenti adesso, Difensivi. Glick. Poi non facciamo cazzate adesso. Catalli è un mastino comunque, Sappiamo, Catalli è la bandiera, fioi. Sarà una bandiera come Rugani. Grandissimo. Dai Vietto. Lucianone, Lucianone. Lucianone bellissimo per Timo. Timo! Non ci voglio credere. Che osa mi ha parato. Finisce qua grande, prima partita di Champions e siamo contro il PSV di Eindhoven. Il PSV vuole vendicare
l'incredibile quarto di Europa League. Hanno vinto 3-0 l'andata e poi hanno perso 4-0 al ritorno. Il match che probabilmente mi ha regalato la Champions, l'Europa League. Vai Fioi. Kane ancora in panchina, perché non è in gran forma, però lo mettiamo sicuro nel secondo tempo, perché comunque Werner è un po' stanco, eh. Ragazzi, sarà un girone durissimo. PSV, Marsiglia, Manchester United, tutte equilibrate. Non c'è la Cenerentola, anzi sono io la Cenerentola sulla carta, Fuchs, anche se ho vinto anche la Supercoppa Europea con l'Arsenal, campione d'Europa, quindi silenzio, il come c'è. Dybala. Werner. E Werner lancia Dybala, vai Dybala. Dybala. E c'è il gol di Dybala, che culo. Gran culo del Palermo, Dybala porta in vantaggio il Palermo, primo gol in Champions per Paul Dybala. Grande Paul, ti lobo Paul. Che progetto Palermo, però come mi ha fatto bene questa stagione, sono proprio fiero di questo Palermo. Cataldi, devastato, Kane, vai subito per Uragano, vai l'Uragano Kane, l'Uragano Kane. Ma che ma Kane è un po' freddo Kane. Cosa si è mangiato Harry Kane? Che si è mangiato Harry Kane? Dai, sveglia. Bravissimo Glick, che è veramente Glick. Madonna, Glick è forse anche più forte di Lugani. Attenzione, bellissimo per Kane. L'Uragano ha la seconda possibilità. Vai, Harry Kane. Ma Dio santo, ragazzi, Kane proprio non esiste. 2 gol mangiati clamorosi, questi possono pesare sulle differenze reti. Dio santo. Comunque il PSV non esiste, eh? La mela. Attenzione, e Dybala, doppietta del Paul. Doppietta del Paul, signori. 2-0. E godo. Come godo che libidine. Ormai ci conosciamo alla perfezione, c'è poco da fare. Povero Kane, si è cacciavato gol. Bravo Quai, bravo Kayson. Eric. Ancora Kane. Che si fa trovare anche bene, però dopo sbaglia gol impossibili da sbagliare. Quando c'è 2-0 in dove, però, signori, in Champions League, Vietto. Lucianone. Vediamo cosa combina il giovane Vietto, super Vietto. Cataldi. Fuori gioco di Lamela, peccato, era un bel gol. Peccato. Non me l'aspettavo, in Champions così tranquilli in scioltezza. Vediamo col Manchester però Dybala. Ah, brutto errore del Dybala. Comunque sono una squadra da coppe, gioco molto meglio in coppa, c'è poco da fare. Vai Kayson. Kane dorme un po'. Kane proprio da dimenticare sta prestazione, Da dimenticare, Tutto il resto è positivo invece. La Schull, anche la Mela bene, Dybala perfetto, doppiettona clamorosa. Anche Kayson sta giocando bene, incredibile. Che non ce la fa. E finisce qua ragazzi, un 2-0 pesantissimo. Grandi raga. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!